Ben ritrovati su Mamma TV, oggi mi trovo in compagnia di Bebo Ferra, benvenuto alla Maddalena, ci troviamo in Salone Consigliare per la tua masterclass. Sì. Innanzitutto ti chiedo, prima volta alla Maddalena? No, sono stato già qua a suonare 2 volte, ne parlavo prima con i ragazzi per il festival Tafros. Suonai una volta con Paolino Della Porta in duo e un'altra volta tornai con Giovanni Tommaso, col gruppo, la riedizione del gruppo storico perigeo che si chiama Apogeo, credo che risalga al 2010-2011, però un bel po' di annetti che non venivo alla Maddalena, sì. Ottimo, e come ti sembra? Come l'hai ritrovata? Ma ora quel poco che ho visto ancora, un'isola meravigliosa, neanche a parlarne, non sono certo io quello che deve dire quanto è bella la Maddalena, perché è il paradiso terrestre per me. Mi ricordo quando la mia seconda moglie, che era siciliana, che c'era un po' questa disputa, il mare siciliano, il mare siciliano, poi la portai qua, le feci vedere Caprera e cose, dice, ah no, hai vinto. Ho detto, non c'è paragone. Quindi no, un paradiso terrestre, no? Bellissimo. Ora, particolare venire d'inverno, mi è sempre capitato di venire d'estate, per cui per oggi ho trovato una giornata magnifica, insomma primavera, quindi bellissima sempre. Ottimo. Bebo, ti chiedo, parlaci un pochettino di te, dei tuoi ultimi successi, di quello che hai fatto recentemente. Allora, dunque, cosa ho fatto recentemente? Ho fatto due cose molto belle. Una che è un disco che ho fatto con Enrico Pieranunzi, che è il pianista più importante che c'è in Europa, che mi ha chiamato per fare un progetto su Bill Evans, che è una delle mie grandi passioni. E abbiamo registrato questo disco in Francia che uscirà a marzo, e di cui sono molto orgoglioso. L'altra è che abbiamo fatto questa tournée molto bella su un progetto su Miles Davis con Paolo Fresu, che ora ripartiamo a gennaio, abbiamo la seconda tranche del tour. Diciamo, queste sono le cose più importanti. Poi altre cose, sto portando avanti i miei progetti, è partito un progetto molto bello in duo con Salvatore Maiora al violoncello, quindi violoncello e chitarra, che è una cosa che mi sta rendendo anche quella molto felice. Ho il mio trio con cui faccio sempre tanti concerti, insomma, diciamo che la mia attività è questa qua, queste sono le cose diciamo principali, ecco. Parlando della giornata di oggi, che tipo di masterclass ci dobbiamo aspettare? Ma una masterclass dove io parlerò un po' della mia vita, di cosa vuol dire fare il musicista, essere sardo e fare il musicista di jazz, di come appunto si può gestire, deve essere anche un po' divulgativa, ecco, non deve essere troppo tecnica, non è una masterclass rivolta ai chitarristi o a quelli che conoscono bene il linguaggio del jazz, ma era l'idea di farle una masterclass più divulgativa, insomma, parlare della musica del jazz, ma anche non solo del jazz, della classica, del pop, del rock, del folk, la musica. Per me esiste musica bella e musica brutta. Queste distinzioni, diciamo, di etichette che danno esistono o non esistono. Per cui parlare un po' della musica in generale, di cosa vuol dire fare il musicista, di cosa comporta fare il musicista, delle cose importanti che servono per fare questo mestiere. Cosa ti sentiresti di dire a un giovane musicista che vuole approcciarsi a questo mondo? Di crederci, è la cosa più importante. Crederci è la cosa più importante. Dico sempre, c'è sempre, quando faccio i seminari in giro per l'Italia, mi dicono, ma la vostra generazione è stato più facile. Io dico, no, no, non è così. Quando ero piccolo, io stavo a Cagliari, no? Eravamo in 10 musicisti. Per cui io non avevo neanche contemplato l'idea che potesse esistere il mestiere di musicista di jazz. Detto che quando parlo a questi ragazzi a Roma, a Milano, a Modena, a Verona, dico, voi almeno sapete già che esiste quel mestiere, dovete decidere come farlo, però avete già questa idea. Immaginatevi noi che non sapevamo niente, cioè per me non esisteva proprio, quindi è una difficoltà enorme se ci pensi, no? Eppure ci ho creduto, perché io dico sempre che non è che ho scelto la musica, ma è la musica che ha scelto me, perché la passione era così forte e quando ci credi tiri giù tutti gli ostacoli, li butti giù uno dopo l'altro, nel senso, la cosa più importante è crederci, farlo però ci vuole molta perseveranza e molto impegno, perché comunque ci vuole anche molta disciplina. Io sono indisciplinato in tutto, ma nella musica no, perché per arrivare a alti livelli devi avere disciplina, se no non è come nello sport. Cioè ti puoi appassionare al tennis, ma se non sei Sinner, si allena 10-20 ore al giorno, chiaramente poi diventi il tennista mondiale, no? Ora non stiamo parlando di questi livelli, però ci vuole molta, come si dice, molta perseveranza e molta passione
E il fatto di crederci è la cosa che ti fa superare le difficoltà, perché non è stato tutto rose e fiori. Io poco più di 20 anni mi son trasferito, sono nato a Milano, e allora andare dalla Sardegna a Milano era un po' come ora andare a New York, erano 2 mondi distanti. Però pian piano son riuscito a portare avanti le mie cose e son riuscito appunto a costruirmi la mia strada, quindi però ci credevo, ecco, diciamo che no, anche se le cose mi andavano male, dicevo: "No, ma domani sarà meglio, domani sarà meglio." Quella la cosa più importante è quella. Io ti ringrazio tantissimo per questa intervista, Bebo, ti auguro in bocca al lupo per questa In bocca masterclass grazie. e buon lavoro per tutto e per i tuoi Grazie mille. progetti. Grazie.